Dal 3 al 5 febbraio il mondo dell'ortofrutta si darà appuntamento a Berlino per Fruit Logistica, la più importante fiera internazionale del settore, con più di 2700 espositori provenienti da un'ottantina di paesi. A rappresentare il Veneto ci saranno i mercati, tra cui quello di Padova. Il MAP riconferma la sua presenza con il caratteristico stand che ricostruisce il caffè Pedrocchi in miniatura. Il mercato agroalimentare di Padova è il quinto mercato italiano per capacità di esportazione. Beh, le nostre aspettative sono di confermare il buon andamento di MAP, che posso dire adesso a gennaio chiude il 2015 con più 1,5% di tonnellaggio sull'anno precedente, che pare poco ma è molto di questi tempi, è una buona tenuta, e una consistente anche incremento di fatturato dei circa 450 milioni di euro che facciamo. Però non ci sediamo come bisogna fare, andiamo in fiera come ormai facciamo da moltissimi anni, perché per curare i nostri clienti acquirenti che incontreremo in fiera, ma anche per curare i nostri fornitori. Per vendere bene bisogna acquistare bene, quindi incontreremo spagnoli, i mercati di Barcellona e di Perpignan, che sono vicini e molto importanti come fornitura, ma anche paesi del Sud America e quant'altro. Questo è lo schema e l'appuntamento per settare i rapporti tra clienti e fornitori e che dobbiamo fare ogni anno. Il limite dei 1.000 euro è stato portato ai 3.000. Un piccolo passo. Un piccolo passo meglio che niente, l'abbiamo pagato tantissimo, perché quando la politica e anche alcuni funzionari fanno scelte di un certo tipo devono pensare alle conseguenze. Non è vero che avendo cash si fa nero o altro, perché i nostri operatori lavorano tutti con fatture e vogliono lavorare con fatture. Però vi sono paesi, soprattutto di area est Europa dove lavoriamo, dove non c'è bonifico, dove non lavorano con banche, e quindi al posto nostro hanno lavorato paesi come la Francia, che hanno invece nessun limite per quanto riguarda gli stranieri che vengono in acquisto nel paese, e Lubiana si sono fermati a fare esportazione, quindi abbiamo avuto un danno gravissimo. Speriamo di recuperarlo, perché oltre a questo abbiamo avuto che Turchia e Iran fino a poco tempo fa ci hanno tolto le quote di mercato che avevamo faticosamente conquistato in questi anni. Embargo russo, un altro problema che certamente ha inciso sul business del MAP. L'embargo russo ha inciso molto, anche qui le scelte vanno ponderate, perché a cascata abbiamo avuto danni su tantissimi settori, formaggi, salumi, ortofrutta. Il MAP faceva una quantità di fatturato non enorme, ma che si sarebbe potuta raddoppiare. Speriamo che adesso le cose stanno cambiando, vi sono alcuni collegamenti politici più positivi. Matteo Renzi anche si è espresso dicendo che questo embargo va tolto, finalmente si è capito. Speriamo e confidiamo che per la primavera possa succedere qualcosa. Intanto fino all'estate prossima teoricamente è bloccato.